Ha deciso di scendere in campo nonostante tanti candidati che si stanno profilando e dovrebbe scendere da solo perché numerose altre formazioni hanno deciso di appoggiare altri candidati. Noi siamo pronti alla sfida perché abbiamo trovato una Sicilia che era sul baratro e l'abbiamo salvata, abbiamo risanato il bilancio, abbiamo accresciuto il PIL, abbiamo speso tutti i fondi europei, abbiamo lottato contro la mafia seriamente e rotto con un sistema di potere. E Riparte Sicilia è un progetto che mette al centro i siciliani e non i gruppi di potere e siamo pronti alla sfida. Quest'ultimo scorcio di legislatura fino al 5 novembre quali saranno le priorità e gli obiettivi? Fare partire i cantieri, fare partire i lavori, fare partire i bandi europei, questo è dare occupazione ai giovani, questi sono i nostri progetti veri, stare vicini alla gente che più ha bisogno, curarsi diversamente delle persone con disabilità. Lei ha sempre avuto fiducia in una Agrigentina qui presente, Mariella Lobello, prima con l'assessorato alla formazione e poi ora con le attività produttive, ma come anche vicepresidente, come mai? Io ho sempre avuto fiducia in Mariella Lobello, ma ho sempre avuto anche fiducia negli agrigentini e quindi noi siamo fiduciosi di questo progetto che riparte, perché non è il vecchio progetto di potere di fare, come dire, la mangiuglia per i potenti, ma è quello invece di liberare la Sicilia e liberare il popolo siciliano. Una riflessione anche su questo nuovo corso della politica con Riparte Sicilia, quali gli obiettivi che vi prefiggete? Dopo aver risanato i conti e dopo aver messo in cantiere una serie di iniziative, come diceva il Presidente, a partire proprio dal Patto per il Sud, non dimentichiamo neppure la cattedrale, la battaglia fatta dal Presidente Crocetta affinché anche le risorse per la cattedrale fossero presenti. Insomma, è davvero, la Sicilia è pronta a ripartire. Ciò non sarebbe potuto accadere con i vecchi conti del passato. Tutti dobbiamo prendere la stampa di quei mesi, del 2012, quando la Sicilia sull'orlo di un baratro finiva con non avere speranze di poter costruire e progettare il proprio futuro. Oggi siamo ad una data importante, siamo pronti davvero per ripartire. La Guerra delle Donne si trasforma in Guerra della Politica e si affilia e porta avanti il progetto politico nuovo del Presidente Crocetta, di Mariella Lobello, Riparte Sicilia. Abbiamo avvertito l'esigenza proprio per un rispetto a chi ha pensato allora Guerra delle Donne e anche a tutte le persone che l'hanno portata avanti negli anni, sono più di 20 anni adesso, di lasciare ad Agorà le iniziative di carattere culturale e l'evoluzione politica diventa Agorà del Popolo. Agorà del Popolo che diventa una sorta di antenna intelligente sul territorio agrigentino soprattutto e tra l'altro abbiamo anche un luogo fisico che è Viale della Vittoria accanto all'ex caserma dei Vigili del Fuoco dove dibatteremo i problemi. Lì sarà un luogo di elaborazione, di costruzione, un luogo per poter concretamente dare un'idea di sviluppo laddove insomma veramente quello sviluppo stenta a nascere.